La RAI presenta la settimana di appuntamenti televisivi e radiofonici per ricordare le stragi di Capaci e via D'Amelio. Al centro di tutti gli approfondimenti le due figure centrali di magistrati Giovanni Falconi e Paolo Borsellino. Sentiamo Anna Frangione. Sono passati 28 anni senza il coraggio di Giovanni Falcone e Paolo Borsellino e oggi che le celebrazioni saranno virtuali, la loro lezione è sempre più forte. Come dopo le stragi del 92 siamo riusciti a farcela con l'aiuto di tutti gli italiani, anche questa volta, se siamo potuti andare avanti, lo si è dovuto al sacrificio di tanti eroi degli giorni nostri. Al coraggio di Falcone e Borsellino e al coraggio degli eroi di ogni giorno si richiama il palinsesto del servizio pubblico che lancia forte il messaggio, mai abbassare la guardia. Parlare di contrasto alle mafie, rilanciare il messaggio che non bisogna mai abbassare la guardia è quanto mai importante in un momento difficile come questo. Palermo Chiama Italia prevede sulle reti generaliste fiction e trasmissioni dedicate, su Rai Play una selezione di film, fiction, documentari e poi naturalmente Rai Storia e le reti radiofoniche, Rai Gulp e tutta l'informazione Rai. Sarà un'edizione con una nave della legalità virtuale. Ci potranno essere disegni, fumetti, tutto quello che la creatività dei nostri studenti, accompagnati dalla bravura dei nostri insegnanti, potranno fare per ricordarci quanto importante sia questa giornata per l'Italia e per la scuola. Torniamo